Dove sono stati aggiunti nuovi letti in terapia intensiva per pazienti Covid. Ivana Godenic. È stato allestito in poche ore il nuovo reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti Covid dell'azienda ospedaliera di Padova, una decisione presa in extremis per l'aggravarsi della situazione. Ai 36 posti già esistenti sono stati ora aggiunti altri 11 letti perché il numero dei malati gravi affetti da SARS-CoV-2 è in costante crescita. Anche a livello regionale quello che si vede è che sono quadri molto più impegnati, tant'è che il livello di cura nei reparti adesso è altissimo. Cioè entrano in terapia intensiva dopo che hanno già fatto supporti respiratori non invasivi, cosa che nella prima ondata era meno frequente. Sostanzialmente chi viene ricoverato ora ha davvero un impegno maggiore, gli altri riusciamo a gestirli al domicilio. Sono più gravi per questo motivo, perché hanno già passato la prima linea di trattamento. E quindi ci arrivano malati più impegnativi. Ecco. 12 gli anestesisti e 40 gli infermieri impegnati nel nuovo reparto dedicato alla rianimazione dei malati di coronavirus. Per aprire questi posti letto abbiamo dovuto recuperare sia personale di anestesia che infermieri e quindi abbiamo dovuto sacrificare attività chirurgica. Il quadro clinico della seconda ondata appare peggiore rispetto a quello della scorsa primavera e l'età media dei pazienti, anche con il passare delle settimane, resta più bassa. Noi stiamo cercando di identificare quei pazienti che andranno incontro a problemi e su cui dobbiamo essere pronti a intervenire prima che si sviluppino quadri irreversibili. È lì che ci giochiamo la partita delle sopravvivenze, delle gestioni corrette. Torniamo al Maltese.